Giorgio Salvan e signora, Giorgio Salvan sarà il mescitore ufficiale di Penne Criticone prima edizione. Speriamo. Quindi sarà una sperimentazione anche per voi. Sarà una grande Salvan sperimentazione. è conosciuto in tutta Europa, è produttore vitivinicolo, ex presidente della strada del vino Colli del vino Colli Ugane. Impressione di questa prima esperienza? Ma questa è una bella occasione che ci permetterà di incontrare le ricette proposte e realizzate da una serie di amici. Vedremo se coi vini saremo all'altezza per poter abbinare ad ogni ricetta, ad ogni piatto, il vino giusto. Se ci riusciremo sarà un successo, se no ripeteremo fino a imparare la lezione. Bene, proprio come insegna la tradizione veneta. Esatto, provare e riprovare fino a che non troviamo la via del successo. Perché chi che non prova... Chi non prova non tiene niente, non fa niente. Esatto. E vince. Quindi con tutti questi amici che sono qua stasera cercheremo poi, dopo aver fatto la premiazione e così via, di dare anche qualche istruzione sull'utilizzo del contenuto di queste bottiglie. Sono delle bottiglie riempite con un vino autoctono, un Raposo, Piave, un Friulano. Possiamo vedere le bottiglie? Sì, ecco, sono Eccole le bottiglie che sono state riempite. Questi quanti litri sono? Ecco, cominciamo da 12 litri la più grande e via via fino ai magnum che contengono 1,5 litri. 1,5 litri. Ecco, quello che è interessante è il vino che c'è dentro, un friulano imbottigliato come una tradizione molto giovane. Quando avrà lasciato la camicia attorno al vetro della bottiglia, speriamo che incontri al suo risveglio anche una bella distesa di costicine e di polenta brustolita per ridare forza per affrontare l'inverno. Assieme agli amici ci ritroveremo magari per stappare una bottiglia. Quindi c'è anche la letteratura del vino. Sì, per forza. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei e a presto.